Io nasco appunto in questa azienda già perché mio padre era titolare di questa azienda e fin da piccolo ho sempre frequentato l'azienda entrando nelle loro professioni dipendenti. Poi crescendo con l'età abbiamo cominciato a lavorare con lui nell'estate tra un anno scolastico e l'altro e pian piano, finito lo studio della scuola, ho fatto il geometra, sono venuto qua a tempo pieno sempre con mio papà. Nel 2015 purtroppo lui è mancato e la ditta l'ho presa io e continuo questo lavoro con la passione e la determinazione che aveva anche lui. È un lavoro di macchine per le cose più grandi, ma tutta la finitura noi la facciamo ancora tutta quanta a mano come veniva fatta da mio papà 40 anni fa quando lui ha aperto l'azienda nel 1968. Di non pensare alla possibile fatica, ma di pensare a quello che uno realizza, partendo da un pezzo, un blocco unico, creare quello che uno vuole. Si può creare delle statue, si può creare delle sculture, degli altri rilievi, come un pezzo semplice può essere un davanzale, una scala, che però tu vedi una cosa finita, non è una cosa strana, è una cosa che poi montata la guardi e dici cavolo, io l'ho fatto. Per fortuna che c'è il Confartigianato perché mi aiuta molto e mi segue tutta la parte burocratica, dalle parte paghe e stipendi alla parte contabilità, visite mediche, tutta la parte burocratica che mi serve per tenere l'azienda sempre alla giornata per le nuove leggi che escono costantemente. Sicuramente è più un sacrificio rispetto a chi ha magari strade e accessibilità da parte dei fornitori in modo più semplice, però viviamo qua e preferiamo stare qua, ci piace lavorare qua anche perché è un paesaggio stupendo. Noi diciamo che lavoriamo molto in Veneto, ma anche se non sembra lavoriamo tantissimo in Friuli. Vendevo il mio prodotto a Trieste, sono a casa di una cliente, aveva in casa una signora della Croazia che gli faceva le pulizie e mi chiede se portavo il mio prodotto anche in Croazia. Parlando con lei ci siamo organizzati a 30 km dal confine, abbiamo portato il nostro prodotto anche in Croazia. Purtroppo avevo bisogno di assumere dei ragazzi e non ho trovato nessuno disponibile a fare questo lavoro, a parte un ragazzo che ho assunto adesso che è bravissimo e gli piace un sacco questo lavoro. Adesso lui ha 18 anni e sarebbe bello che i giovani avessero questa voglia di imparare lavori un po' più magari faticosi ma che danno molta soddisfazione.